Gli amici, i compagni di scuola e della squadra di calcio, ci sono tutti, indossano la maglietta bianca con la foto di Sucrage sorridente e la scritta "per sempre nei nostri cuori". E che questo ragazzo abbia lasciato un segno profondo tra tutti coloro che l'hanno conosciuto, lui come la sua famiglia, è testimoniato dalle tantissime persone che si sono riunite nella barchessa comunale di Villa Egher per dirgli addio. Oltre ai tanti ragazzi, gli insegnanti, le maestre, i genitori, tutta la comunità di Riese Pio X si è stretta alla famiglia di Sucrage Rator, stroncato all'improvviso a soli 14 anni da una crisi cardiaca durante l'ora di educazione fisica a Litti Sbarzanti di Castelfranco. La mamma, distrutta dal dolore, non smette di piangere, il papà, straziato, cerca di farsi forza, ringraziando tutti per la grande vicinanza dimostrata in questo momento così drammatico. Davanti alla bara, con la foto di Sucrage, il papà è contento di vedere i tanti amici che volevano bene al suo ragazzo come se fossero tutti figli suoi. In tantissimi portano le condoglianze. Sullo schermo intanto scorrono le foto di Sucrage da quando era piccolo ai tanti momenti di divertimento con gli amici. Nella piccola sala e sotto il portico la comunità Sikh, al pari di quella italiana, si stringono nel saluto a questo sfortunato giovane e alla preghiera Sikh si affianca il Padre Nostro. La famiglia non riesce a darsi pace ed ha presentato un esposto in procura per sapere perché i controlli sanitari eseguiti sul 14enne pochi giorni prima non abbiano rilevato anomalie. Ma oggi è il momento del dolore e dell'addio e per la famiglia Rator c'è spazio solo per ringraziare tutti della tanta vicinanza. Ci vogliamo bene!